Buonasera e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. Un weekend quindi bicolore per il Friuli Venezia Giulia, bar e ristoranti chiusi a Udine e Gorizia in zona arancione, Trieste e Pordenone in zona gialla, invece bar e ristoranti aperti. Vediamo com'è andata nel capoluogo friulano, dove molti esercenti hanno preferito non utilizzare nemmeno il servizio da trasporto concesso per decreto. Non ci conviene, dicono. Sentiamo. Parcheggi semivuoti, piazze e vie poco frequentate, bar e ristoranti deserti. È iniziato il weekend arancione a Udine. Le restrizioni anticipate dall'ordinanza del governatore Fedriga per le province di Udine e Gorizia e la limitazione degli spostamenti svuotano la città a mezzogiorno. A risentirne i locali c'è chi sta pensando di mettersi in lockdown da lunedì. Chiudere si conviene a un certo punto, limiti le spese, la luce, l'acqua, anche l'energia per il riscaldamento e dunque anche la materia prima che poi bisogna farla e poi va buttata via. Chi invece va avanti stringendo i denti. Stiamo aperti perché comunque così diamo un servizio ai nostri clienti abituali, però sicuramente non è come avere i tavoli fuori, la gente fuori, però insomma si sopravvive, si va avanti e speriamo che questo periodo finisca il prima possibile. L'ordinanza varrà 15 giorni, ma la sensazione è che si protrarrà fino a Pasqua. Se c'era il sole, se ora va bene, torna per fermarsi. Era meglio fermarsi di prima, per me è febbraio e tutto, ma purtroppo passo e mi sa che quest'anno salta di nuovo. Intanto gli avventori, in assenza dei tavolini, si accomodano sul plateatico sorseggiando l'aperitivo. Comunque non si fa male a nessuno, siamo tutti distanti, quello che si deve essere, siamo all'aria aperta e cambia poco. A Trieste invece ultimo weekend in zona gialla, rabbia da parte dei ristoratori mentre i cittadini la prendono con filosofia auspicando un'accelerazione sul fronte dei vaccini, ci dice tutto Andrea Pierini. La Bora ha limitato l'ultimo sabato da zona gialla di Trieste. I cittadini solamente in tarda mattinata hanno iniziato a popolare le vie del centro città. La delusione per le nuove limitazioni c'è, ma prevale il buonsenso e in tanti ora aspettano il vaccino. Questo dobbiamo fare, c'è poco da fare. Arrabbiato, deluso, stanco? No, diciamo un po' stanco perché dopo un anno il tempo si fa sentire, però altre soluzioni non ci sono in attesa dei vaccini. Sono d'accordo. L'importante è venirne fuori, quindi va bene. Avete già fatto il vaccino? No. Magari non siamo tanto vecchi. I casi sono in aumento e quindi dobbiamo rispettare. So che è un anno, ormai siamo tutti veramente stanchi. Discorso diverso per bar e ristoranti, ancora una volta le prese con l'obbligo di fare l'asporto e non più il servizio. Sì, per noi è sempre ormai un'abitudine, siamo sempre a disagio perché chiaramente non possiamo lavorare in queste condizioni. Purtroppo la situazione è quella che è, a livello sanitario noi chiaramente siamo concordi che la situazione è in emergenza, però è in emergenza anche la situazione economica e anche la situazione lavorativa di tutti i nostri dipendenti e di tutta la filiera della ristorazione, per non parlare di tutti i settori ormai. Qui è impossibile lavorare, diciamo che se andiamo avanti così non so come potrà reggere il settore. Da lunedì invece torna la DAD, la didattica a distanza non solo alle superiori e all'università ma anche alle scuole medie. Di nuovo in piazza al mondo della scuola con i comitati dei genitori che non nascondono la rabbia. Il presidente Fedriga ha anche detto che tenere aperte le scuole è semplicemente una scelta ideologica e deve smetterla di fare queste dichiarazioni pubblicamente perché i bisogni dei ragazzi sono concreti, c'è un malessere concreto, la didattica a distanza prolungata ha creato dei danni grandissimi, lo dicono voci autorevoli, lo dicono i dati. Non nascondono rabbia e delusione i genitori dei ragazzi delle scuole medie e superiori che da lunedì dovranno tornare con la didattica a distanza. La regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di chiudere pur non essendo in lockdown, cioè è l'unica regione in Italia che chiude le scuole in zona gialla. La prossima settimana saremo in zona arancione, ma le scuole avrebbero ancora diritto a rimanere aperte. Noi non diciamo che le scuole devono restare aperte sempre, è chiaro che se c'è bisogno di un lockdown totale anche le scuole devono essere chiuse, ma devono essere le ultime a chiudere, non le prime. Al governatore Massimiliano Fedriga viene chiesta una progettualità che al momento non pare esserci. Perché adesso la pandemia, c'è di nuovo un picco e non ci nascondiamo, se i numeri sono questi cosa si poteva fare, ma ci chiediamo per il futuro che cosa prevedono di fare i nostri governanti, perché dopo un anno marzo dello scorso anno era meglio paradossalmente di oggi e ci chiediamo se il futuro che aspetta i nostri ragazzi sia davanti a un monitor.
Anche durante i conflitti mondiali o per rimanere più recentemente, anche dopo il terremoto in Friuli le scuole erano aperte. E anche la politica non nasconde qualche perplessità sul ritorno alla DAD. C'è timore perché la scuola è uno dei fondamenti della società, quindi abbiamo necessità di tenerla aperta perché i ragazzi, nonostante la pandemia, stanno perdendo un periodo della loro vita che vuol dire socialità, che vuol dire confronto. Il bollettino sanitario: oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.150 tamponi molecolari sono stati rilevati 482 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,74%. Sono inoltre 3.115 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 179 casi, 5,74%. Decessi sono 10, a cui se ne aggiunge un altro avvenuto a febbraio. I ricoveri in terapia intensiva sono 63. Quelli in altri reparti tornano invece sopra quota 400 e risultano essere 409. Proprio conseguentemente a questo tipo di situazione nell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale verranno anzi sospese alcune attività: chirurgia a San Daniele del Friuli, oculistica a Palmanova e le attività programmatiche nelle ortopedie di Udine, Tolmezza e Latisana, con contestuale mantenimento nelle stesse sedi dell'attività traumatologica. E si è riunito oggi il Comitato Operativo della Protezione Civile Nazionale alla presenza del nuovo capo dipartimento Fabrizio Curcio, del nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, a rappresentare la Regione vicepresidente Riccardi. Nel corso della riunione il vicegovernatore ha avanzato la richiesta di poter disporre di un numero adeguato di professionisti sanitari nella campagna vaccinale, aumento necessario per far respirare un sistema sanitario già stressato dall'aumento dei contagi, oltre che impegnato nei tracciamenti e nel coordinamento degli isolamenti. È iniziato oggi in alcune farmacie della provincia di Udine il servizio di tamponi rapidi agli asintomatici. Uno dei primissimi presidi è a Moggio Udinese. Sentiamo direttamente le parole del farmacista. Sta andando oltre le aspettative, onestamente. Stiamo ricevendo tantissime chiamate. Questo vuol dire che è un servizio che è molto apprezzato. Il servizio, come sapete, è svolto comunque tramite un protocollo regionale che ha delle caratteristiche di esclusione molto importanti, quindi noi ci limitiamo a fare uno screening sugli asintomatici e comunque non su casi attivi o che potrebbero essere tali. La gente ci telefona e dopo lì segue un processo di prenotazione guidato al quale noi poi diamo risposta se possono o meno accedere al servizio in base appunto a questi caratteri di esclusione. E infatti, ribadisco, noi riceviamo veramente tantissime chiamate e solo parte di queste poi possono effettivamente accedere al tampone, che, ribadisco, è una cosa di screening, e speriamo appunto anche nella possibilità di accedere anche al vaccino, ovvero di fare i servizi come per esempio accade in Inghilterra, dove appunto i miei colleghi sono anche abilitati per somministrare i vaccini, che sarebbe un altro bellissimo gesto per cercare di combattere questo momento storico. Andiamo ora al mondo dell'economia. Nonostante il Covid, ultimo trimestre in crescita per le imprese del manifatturiero, l'anno si chiude con un meno 7%, ora la speranza è tutta riposta nei vaccini in fabbrica. Sentiamo. Nonostante la pandemia, le industrie friulane reagiscono. Lo hanno fatto nell'ultimo trimestre dell'anno, che ha fatto segnare un aumento del 5,4% della produzione rispetto al trimestre precedente. Complessivamente il 2020, l'anno sorribilis per l'intera economia mondiale, si è concluso per le associate di Confindustria con un calo del 7,2%. Nei particolari, la siderurgia con un più 7% negli ultimi 3 mesi si è comportata meglio della meccanica, più 5%, e del legno arredo, più 3%. Mentre si assiste a un crollo dell'industria tessile, meno 15%. Il 2020 è stato un anno durissimo, commenta la presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli, ma le nostre imprese hanno dato prova di una straordinaria capacità reattiva, continuando a lavorare in sicurezza e tenendo agganciate le forniture italiane alle grandi catene internazionali del valore. Ora la sfida è un'altra, quella di portare le vaccinazioni direttamente in fabbrica. A questo proposito sono già in fase avanzata le procedure per costruire la tecnicalità dell'operazione con i competenti uffici regionali.
Confidiamo ora in un'accelerazione delle forniture di vaccini, conclude Mareschi, per poter tenere in sicurezza il tessuto produttivo della regione e per contribuire a creare un'importante immunizzazione della cittadinanza del Friuli Venezia Giulia. La cronaca: la Polizia di Stato ha arrestato un macedone sottoposto a fermo un kosovaro perché ritenuti responsabili dei reati di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina di 8 minori bengalesi. L'operazione si è conclusa con l'inseguimento, lo vedete nelle immagini, del furgone nel quale erano presenti gli 8 ragazzi, i quali avevano pagato il viaggio tra i 1.600 e i 1.800 euro. Nel corso della fuga per le strade di Monruppino il furgone si è schiantato contro un albero. Gli 8 minorenni, a seguito dell'incidente, sono stati ricoverati in ospedale. 6 sono stati dimessi con prognosi di alcuni giorni, 2 sono stati trattenuti in osservazione a causa dei traumi violenti e le fratture riportate. Voltiamo pagina: con le dimissioni di Zingaretti si apre un vuoto politico nel PD. Gli ex del Partito Democratico, ma anche gli stessi Dem regionali, lanciano la candidatura di Deborah Serracchiani. Deborah ha delle qualità che ha messo al servizio della sua regione, della nostra regione, nel tempo, e ha delle qualità che potrebbe mettere a servizio del Partito Democratico. Deve decidere lei se scendere in campo, farà una battaglia complicata, ma potrebbe farla. Peraltro nel Partito Democratico c'è questa ipocrisia del ruolo alle donne. Mi permetto di dirlo con grande trasparenza su questa cosa. Il nostro partito ha come obbligo statutario che in ogni ruolo ci sia un uomo e una donna, quindi mi permetto di dare un consiglio al Partito Democratico: fate anche qualche gesto concreto per possibilità alle donne di essere competitive. Deborah Serracchiani è sicuramente un nome spendibile, il PD credo che l'abbia anche giustamente valorizzata come Presidente della Commissione Lavoro, quindi con un ruolo assolutamente importante, e credo che Deborah abbia dimostrato in questi anni quanto tiene e che contributo può portare al nostro partito. Ed è una politica che certamente molto intelligente, che capisce le dinamiche e quindi indubbiamente può dare un contributo. È una delle figure chiave, una delle figure che è riuscita, no, a raccogliere proprio con anche la sua schiettezza, certe volte con la sua anche ruvidezza. Comune di Cividale del Friuli e Associazione Mittelfest rinnovano la loro già storica collaborazione tramite un accordo che rafforza l'unione di intenti, apre a future nuove sinergie. Il Mittelfest, giunto quest'anno alla 30ª edizione, costituisce per il Comune e per la città un elemento qualificante nel campo della politica culturale e delle relazioni internazionali, avendo anche un particolare rilievo turistico ed economico. Promuovere Mittelfest e Cividale del Friuli, spiegano al Presidente Corciulo e al Sindaco Bernardi, vuol dire promuovere tutto il Friuli Venezia Giulia, sia in Italia che all'estero. Il festival è un evento culturale che quest'anno emerge particolarmente anche perché abbraccerà il settore economico e porrà molta attenzione ai giovani grazie al nuovo progetto Mittel Young. Chiudiamo con lo sport, primo podio stagionale nella Coppa del Mondo di Biathlon per Lisa Vittozzi. Oggi a Nove Mesto la sappadina ha chiuso terza nella 7 km e 500 metri sprint. Velocissima nella serie a terra, dove ha messo a segno il 6° tempo, è stata poi perfetta in piedi ed è riuscita dal poligono terza. Per la Vittozzi, che fino ad oggi come risultato stagionale aveva ottenuto un 5° posto, la conferma di un ottimo stato di forma. Domani alle 12 sarà impegnata nella 10 km a inseguimento. E questa era anche l'ultima notizia, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata. Arrivederci.